Saluti a tutti, siamo oggi qua con Indipendente a parlare con Cristiano Sabino de Sadiese Sardigna. Ormai diciamo che il 28 aprile si sta avvicinando e quindi iniziamo a scaldare i motori per quella che è la giornata dei sardi. Parleremo oggi con Cristiano in particolare di cosa sta succedendo a Sassari, quindi di cosa è successo storicamente 230 anni fa e cosa sta succedendo in questi giorni, in questi ultimi mesi a Sassari. Cristiano, cosa è successo a Sassari 230 anni fa? Stasera è entrato Giovanni Maria Angioia alla testa di un esercito rivoluzionario che poi storicamente si è cercato di sminuire, di sostenere, soprattutto gli storiografi, per così dire, sabaudi, reazionari, hanno cercato di sminuire il fatto, ma si è parlato di circa 10.000 sardi a seguito di Angioy, ma anche se fossero stati 5.000, anche se fossero stati 3.000 uomini in armi, insomma, la storia ci dice che per 2 volte, perché prima di lui entrarono altri rivoluzionari, per esempio uno dei quali era Mundula, che era sassarese, alla testa di un altro esercito rivoluzionario, quindi Sassari è stata espugnata per 2 volte. La prima volta è stata espugnata, la seconda volta è stata, per così dire, aperto spontaneamente le porte senza bisogno di combattimenti e senza bisogno di assedio, appunto con la testa Angioy. È un fatto che è stato dimenticato perché molto spesso si ricorda Sardinia per il Sardiese Ciappa, no? La rivoluzione cagliaritana di Stampage, la Marina e poi gli altri quartieri popolari, ma in realtà la Sadie è stato un fatto che ha coinvolto tutte le comunità dell'isola, anche se in tempi diversi, e che ha visto a Sassari uno degli epicentri fondamentali, e anzi, dal mio punto di vista, probabilmente questo è l'acme della rivoluzione, perché Angioy entra a Sassari e fa 2 cose fondamentalmente. Innanzitutto governa e governa nell'interesse delle comunità antifeudali che poco prima avevano siglato i patti antifeudali, quindi prende una posizione chiara contro il feudalesimo e quindi contro l'asse politico che si era creato storicamente con la monarchia e con lo Stato centrale. E poi la seconda cosa che fa Angioy è maturare l'idea di alzare il gioco, alzare il tiro, perché anche se la cosa andrà male, anche per questioni internazionali, ma Angioy è a Sassari che decide che è arrivato il momento di rompere gli indugi e le ambiguità e di conquistare il capo di sotto. E lo fa da un punto da governatore di Sassari, lo fa da rivoluzionario e non più da alternos, quindi esponente, anche se soltanto formalmente, del potere costituito, quindi della legittimità monarchica, ma lo fa da rivoluzionario. A Sassari sicuramente lui prende questa decisione, se fosse stata presa prima non lo possiamo sapere, ma è da Sassari che parte alla volta di Cagliari per conquistare Cagliari e quindi riunire tutta la Sardegna sotto la bandiera rivoluzionaria. Ecco, noi abbiamo ricordato quest'anno questo evento, ricorrono i 230 anni dell'entrata di Giovanni Maria Angioy a Sassari, che avvenne il 28 febbraio del 1796, quest'anno ricorrono i 230 anni, ed è un fatto che storicamente anche chi ha festeggiato Sadie, che ha avuto il merito di organizzare questa festa e quindi di ritornare alla sarda rivoluzione, secondo noi ha in qualche modo sottovalutato questo avvenimento. Ok, quindi una riscoperta all'interno di tutta la rivoluzione un fatto importante che è accaduto, quindi si dà enfasi giustamente a tutti a diversi step, a diversi passaggi storici che ci sono stati nella rivoluzione. Ma veniamo diciamo, all'attualità. Qual è il programma corposo che avete fatto quest'anno? Sono circa 3 mesi di eventi, giusto? Sì, quest'anno ci siamo superati, nel senso che il progetto ormai che nasce come Primavere Sarde per merito del Teatro Sarza, che da ormai tantissimi anni, circa 15, mi sa che siamo arrivati alla 15ª edizione, mette in scena per le vie di Sassari la sarda rivoluzione, ogni anno modulandola secondo un tema diverso.
E sulla base di questo nucleo centrale di attività culturali e teatrali, nel corso degli anni abbiamo costruito una rete di rapporti, di associazioni, gruppi, scuole e anche le istituzioni che hanno fondamentalmente ormai appoggiato e legittimato in maniera bipartisan questo programma. Quest'anno abbiamo costruito appunto un progetto, un programma molto molto ambizioso in 2 tempi, perché nella prima parte ci siamo occupati proprio del fatto storico di cui stavamo parlando prima, quindi dell'entrata di Giovanni Maria Angioy in città. Ed è stato un ritrovarsi felice quello della cittadinanza di Sassari con questo avvenimento. La città ha risposto in maniera, devo dire, commovente. Intanto sono entrati nella rete nuove associazioni molto importanti che sono il FAI e l'Istituto Bellieni, e abbiamo proprio incominciato col FAI il 23 gennaio aprendo la Sala Asciutti, dove c'è l'affresco del pittore siciliano Asciutti che proprio raffigura questo evento, cioè l'ingresso trionfale di Angioy in città. Abbiamo coinvolto gli studenti, è venuto anche il sindaco di Sassari della città metropolitana, Giuseppe Mascia, e abbiamo parlato con gli studenti del Canopoleno, della mia scuola, del liceo artistico Figari e del Castelvi, del liceo Castelvi. E poi a febbraio, tra il 27 e il 28 febbraio, abbiamo organizzato diversi eventi, intanto un convegno rivolto sempre alle scuole, all'Istituto Angioy, che quest'anno ha aderito l'IT Angioy, che è importantissimo perché intanto è una scuola molto importante del tessuto sassarese, ma poi porta anche il nome di Angioy e quindi è fondamentale anche dal punto di vista simbolico. E l'Angioy è entrato proprio nel progetto della rete di associazioni e scuole con tutte le scarpe. Infatti abbiamo fatto l'iniziativa rivolta agli studenti lì. Adriana Valenti Soboret e sottoscritto hanno incontrato circa 200 studenti, e poi il giorno dopo abbiamo aperto le porte della mia scuola, del liceo artistico, con un altro convegno. Piero Azzori, Antonello Nasone, Federico Francioni, più grande storico vivente della sarda rivoluzione, e Sara Strina che ha coordinato il dibattito, ma poi soprattutto abbiamo inaugurato un murale. Questo murale è stato realizzato sul muro del liceo artistico dai ragazzi del corso di pittura dell'ultimo anno, e proprio davanti al monumento che 2 anni fa abbiamo inaugurato dedicato agli 8 rivoluzionari che sono stati uccisi proprio là vicino sulle forche del Carmine Vecchio. Quindi quella che era un'area, per così dire, degradata, perché anche il muro era completamente degradato, pasticciato, ma poi anche mancavano pezzi di intonaco, l'abbiamo sistemato, l'abbiamo tinteggiato e l'abbiamo usato come fondo per parlare di storia al quartiere. Quindi adesso quel quartiere che versava nell'abbandono, per citare un documento del primo un passaggio famoso del primo documento sardista, che era dare finalmente all'abbandono un movimento e un'anima. Noi abbiamo dato finalmente all'abbandono un movimento e un'anima, nel senso che là dove c'era degrado, abbandono, incuria, smemoratezza e anche damnatio memorie, come ripete sempre Piero Azzori, abbiamo ricostruito la storia, ed è stato veramente un evento partecipatissimo anche dalle istituzioni che nella persona della consigliera comunale metropolitana del Rio si sono presi l'impegno, parlo della città metropolitana appunto, si è preso l'impegno di sostenere il progetto di riportare la storia e quindi conseguentemente anche la lingua e la cultura sassarese e sarda nelle scuole. Questo è un risultato insomma che non va trascurato, e devo dire non va trascurato nemmeno il fatto che questo evento è stato poi ripreso anche da tutte le testate in Sardegna, bucando una vera e propria parete di omertà che ha governato fino a questo momento. Adesso stiamo entrando nella seconda fase del progetto, che è quello classico, Primavere Sarde, che ruota intorno alla rappresentazione teatrale del teatro
sarda, ma che vede tanti altri eventi. Il 24 incontreremo circa 400 studenti di tantissime scuole all'auditorium provinciale, dove ci sarà il teatro, ma ci saranno anche di nuovo Adriana Valenti, il sottoscritto e Federico Francioni. E poi il 28 tutta una giornata dedicata a Sadie e ai rivoluzionari sardi. Si parte la mattina alle 10 al monumento in via Quarto, angolo a largo Don Leonardo Carboni, dove deporremo una corona di fiori al monumento ai rivoluzionari. Poi ci saranno le visite del FAI, riaprirà la sala asciutti, farò da guida io questa volta. Poi alle 4:30 sempre al Palazzo della Provincia, ma in sala Angioi, ci sarà un convegno di nuovo, e interverrà questa volta anche Omar Onnis, oltre che agli storici che ho citato prima. Modererà Romano Foddai del teatro. Subito dopo ci sarà la rappresentazione itinerante e poi finirà in via Frigaglia a Sadomo con il concerto di Andrea Andrillo, cantautore sardo che sicuramente i nostri lettori di Sia Indipendente conoscono. Quindi un ricchissimo programma. Ottimo. Praticamente è un programma che dura 3 mesi, che si incastra, ricordiamo, anche con quello di ANS, quindi di Assemblea Nazionale Sarda, che tu hai lavorato, quindi avete lavorato voi con le istituzioni, avete lavorato con diverse associazioni, tra cui c'è anche ANS, e poi avete lavorato con gli studenti. Inizialmente era una singola scuola, e poi quest'anno siete arrivati a coinvolgere più scuole in tutto questo. Sadie, oggi diciamo che Sadie Sardegna è una festa dei sardi, festeggiata in tutta l'isola. Secondo te come si pone oggi con l'attualità? Sappiamo che ci sono tante attualizzazioni in chiave proprio strumentale. L'anno scorso il Consiglio regionale fece cantare anche l'inno d'Italia e quello europeo, oltre che quello sardo. Ma Sadie è un'anomalia del sistema, nel senso che il sistema coloniale radicato, o potremmo dire metastitizzato, o se si può dire così, in Sardegna, non prevede una festa dei sardi che ricordi una rivoluzione dei sardi contro il potere centrale, perché questo è Sadie. Ricorda una rivoluzione sarda, autocefala, autoctona, anche se ispirata ai valori della cosiddetta rivoluzione francese, ma che ricordiamo ai tempi non era francese, era scoppiata in Francia, ma era una rivoluzione internazionale, no? È come dire rivoluzione russa, nel senso che sì, è scoppiata in Francia, ma i valori, gli ideali, il progetto era internazionale. E in Sardegna è stato uno dei posti, dei luoghi, forse mi azzarderei a dire l'unico luogo in cui questi valori, questi ideali hanno attecchito in maniera autonoma, senza bisogno di tutele esterne e per esempio senza bisogno dell'esercito o del direttorio e poi delle armate napoleoniche. Quindi il fatto che si sia festeggiata, che ormai Sadie, che ricordiamola all'inizio fu sostenuta dal Consiglio regionale, ma poi hanno tagliato i fondi, sempre meno feste, sempre meno iniziative dall'alto, ma è successa una cosa molto particolare, anche grazie a ANS, anzi devo dire soprattutto grazie all'Assemblea Nazionale Sarda, è stata ripresa dal basso. E oggi mi sembra, parlando con la Terza, con Andrea La Terza, che guida il gruppo di Sadie di ANS, mi sembra che siamo arrivati a qualcosa come 50 eventi in Sardegna, qualcosa di veramente importante, tutti a costo zero. Cioè la regione soldi non ne dà, o ne dà pochissimi, o li dà soltanto a gruppi, per così dire, che festeggiano Sadie, appunto cercando di mastruccare un po' il significato originario. Invece no, Sadie è una celebrazione molto sentita, devo dire una delle più sentite in Sardegna, sicuramente più sentite di altre celebrazioni laiche politiche. Questo lo dicono, infatti, lo dice il volume appunto degli eventi, e io credo che sia fondamentale che parta dal basso. Ora, questo però vorrei sciogliere un equivoco, perché su questo si sono giocati anche degli equivoci anche a Sassari.
il basso è fondamentale, partire dal basso è fondamentale, ma bisogna imporre alle istituzioni l'agenda, cioè il basso deve imporre all'alto l'agenda. Quello che è avvenuto a Sassari e che è avvenuto anche a Cagliari. Lo dico da non frequentatore degli eventi di Cagliari, perché sono sempre occupato insomma, a organizzare quelli di Sassari, però da quello che ho letto, da quello che ho visto, anche a Cagliari è così. Cioè, tutto parte dal basso, ma poi l'alto, cioè le istituzioni, la politica, mh, appunto la politica istituzionale, in qualche modo viene costretta a ratificare quello che viene fatto dal basso, perché c'è una spinta popolare. Ecco, questo è proprio secondo me il modo migliore di vivere Sadie, perché paradossalmente se Sadie fosse imposta o fosse vissuta come una festa automatica, dove arrivano facili finanziamenti, dove ci sono i soliti noti che fanno le solite cose, i soliti convegni, che producono i soliti certificati, senza un protagonismo popolare, probabilmente perderebbe anche il suo significato. Questo non vuol dire che non deve essere festeggiata dalle istituzioni, ma io credo che sia proprio questa la chiave, e da questo punto di vista posso rispondere alla tua seconda domanda, cioè alla seconda parte della tua domanda. Io credo che Sadie fondamentalmente non sia altro che un atto di autocoscienza dei sardi della loro condizione di minorità storica e della loro condizione di subalternità nel panorama attuale. Oggi leggevo per esempio che il COMIPA, cioè il Comitato Paritetico, lamenta che la regione guidata da Alessandra Todde, ma voglio dire, questo è assolutamente ininfluente, nel senso che quando si tratta di queste questioni l'appiattimento è bipartisan, non ha fatto niente per imporre all'esercito, per così dire, delle limitazioni alle esercitazioni, eccetera. Addirittura il Comipar lamenta il fatto che non ci sia nemmeno un ufficio dove potersi riunire. Ora, io non so se questo corrisponde al vero, spero che arrivino delle smentite, ma è segno eloquente di un generale essere straiati nei confronti del sistema coloniale. E purtroppo questo poi produce una sorta di intorpidimento per cui le persone, i sardi, i cittadini pensano vabbè, ma è sempre stato così. Ecco, Sardia ci insegna che non è sempre stato così, che è possibile alzarsi in piedi e che è possibile ribellarsi. Quindi se è successo una volta, allora è possibile che succeda altre volte, magari in forme diverse ovviamente, ma è possibile che riaccada, e in parte riaccade, perché comunque per esempio i sardi anche recentemente si sono mobilitati contro le esercitazioni militari, ma anche penso soprattutto alla battaglia delle battaglie oggi, che è rappresentata dalla speculazione energetica, da quella che io chiamo quarta colonizzazione. Ottimo, allora prima di farti l'ultima domanda, allora hai citato ANS, quindi ricordiamo brevemente proprio il programma, alcune date particolari. Ricordiamo che il 27 e il 28 aprile sia a Sassari che a Cagliari ci sarà il clou degli eventi. Però intanto nel frattempo, per esempio, Assemblea Nazionale Sarda, ripeto, voi a Sassari avete fatto quindi avete fatto il murale, avete fatto diversi eventi. Il 10 aprile, per esempio, qua al Monte Granatico a Ziediani c'è stato un racconto con Omar Ornis della rivoluzione. Il 12 aprile c'è stato l'omaggio alla tomba di Obinu a Parigi, con la tomba scoperta da Adriana Valenti Sabouret. Il 18 a Siniscola, domani perché no, c'è un'escursione con la bandiera sarda, e ad Azzara c'è una storia che non conosciamo, Sasarda Rivoluzione, con Omar Onnis, Roberto Olianas, Adriana Valenti Sabouret, Antoni Floremozzo e Federica Marrocco. A Bologna, quindi a Bologna, nel Circolo dei Sardi si parla di Sadie della Sardigna a cura di Simone Azzu. Il 19 a Calagonone, quindi sardi fino in fondo, bandiera sarda sott'acqua. A Scanu Montiferro, quindi diciamo che coinvolge tutta la Sardegna. Il 21 a Zediani, alle scuole elementari, Pizzocheddus e Rivoluzioni. Il 24, come ci hai detto tu, a Sassari, quindi ci saranno i moti antifeudali, Angioia entra in città.
lo spettacolo teatrale. Il 27 a Sassari alle Betone Music Bar la Sarda Rivoluzione ieri e oggi con quindi Antonello Nasone, con Stefano Tedde e Vanni Piras. Il 25 ancora a Sassari nel centro città lo Shakeout Run, poi ancora a Bono. Quindi diciamo che è un evento veramente corposo, fatto con tanto olio di gomito, come hai detto tu, quindi per chi volesse contribuire anche Assemblea Nazionale Sarda, diciamo che accetta volentieri anche dei contributi dal punto di vista economico, visto che non ci sono fondi da questo punto di vista. Allora, però ti faccio un'ultima domanda prima di salutarci. Quindi, l'anno scorso avete realizzato il monumento, quest'anno avete realizzato il murale, per l'anno prossimo avete già ideato qualche progetto? Allora, abbiamo delle idee, ma non voglio spoilerare moltissimo, anche perché poi è bello avere la sorpresa. Diciamo che intorno al quartiere Porcellana, che poi non è un quartiere, è un rione, e che si chiama proprio così, Rione Porcellana, stiamo pensando anche insieme in collaborazione con altre associazioni, per esempio col Comitato Ambiente Sassari, che da anni lavora per salvare l'ex orto botanico dalla speculazione, e ci è riuscito perché quell'area che voleva essere cementificata anche recentemente è stata tutelata, e quindi quel pezzettino di orto botanico che è sopravvissuto ormai è un piccolo polmone verde della città, e si sta creando una filiera della cultura, della storia, della sarda rivoluzione e della biodiversità, perché ci sono anche specie molto, molto interessanti in questo giardino, che è proprio a pochi metri dal monumento e a pochi metri dal murale. Quindi l'idea è quella di mettere insieme tutte queste cose, creare un'area della città dedicata alla memoria, alla cultura, e all'interno di quest'area appunto la sarda rivoluzione come elemento centrale. E tu hai fatto bene a ricordare che quest'anno abbiamo raccolto il favore di diverse scuole, addirittura anche di una scuola non sassarese che è il Paglietti. Quindi abbiamo il liceo artistico, il liceo Castelvì, l'Itian Joy, il Paglietti, il Politecnico De Villa. Incontreremo circa 400 studenti, non è poco. Certo, sempre troppo poco, nel senso che questa cosa dal mio punto di vista dovrebbe essere fatta in maniera massiva in tutta la Sardegna, tutti gli studenti dovrebbero essere coinvolti in attività di questo genere, ma io credo che siamo a un buon punto. Tu hai parlato di ANS, del coinvolgimento di ANS. Ebbene, ANS l'anno scorso, proprio una persona del presidente, ha premiato gli studenti che hanno realizzato il murale, gli studenti che hanno realizzato la grafica. Questo è importante, perché questo fra l'altro sono attività che rientrano nell'orientamento, che poi in particolare gli studenti delle quinte che hanno realizzato il murale e anche la grafica, quinta grafica, quinta pittura, parleranno di questo banalmente in sessione di esame, no? Perché parleranno delle loro attività di orientamento, di formazione, eccetera. Entreranno nella loro vita, cioè parleranno, questi ragazzi si ricorderanno a vita che all'esame di maturità hanno parlato del murale di Angio realizzato da loro. Cioè, nel senso, entrare nella vita dei nuovi sardi, io penso che sia fondamentale. Io spero che questo modello sia sempre di più radicato e diffuso. Per l'anno prossimo posso già dire che siamo in contatto con l'Istituto Bellieni per un progetto che loro hanno, che si chiama Insologos de Insologo de Angioi, e poi per prenderci cura del giardinetto dove sorge il monumento, per farlo diventare sempre di più uno spazio anche gradevole. Ottimo, quindi diciamo che la pentola è sempre in ebollizione, quindi nella Sardegna un po'
diciamo, il sintomo della Sardegna di questi ultimi anni, che qualcosa sta cambiando. Quindi noi ci risentiamo e vi diamo appuntamento agli eventi. Adesso troverete in coda a questo video, troverete il programma di cui vi abbiamo parlato. E salutato a tutti e a tutte. A mezurvidere A e viva mezzo Sadie!